Giovedì 9 maggio un interessante convegno musicale presso la sala della prefettura di Agrigento. Ecco, come mai questa iniziativa e cosa suonerai? Ci spinge sicuramente la necessità di voler promuovere la figura del più grande compositore che Agrigento ha avuto. Molti agrigentini non lo sanno e lo ricordano per la Villa Lizzi. È stato un grande compositore che ha fatto delle 3 opere liriche al Teatro Massimo di Palermo, al Bellini di Catania e San Carlo di Napoli, ma soprattutto lui amava definirsi figlio della terra d'acragante, era visceralmente legato alla nostra terra e nelle sue opere si ispira al mito greco e alla nostra Valle dei Tempi. Per cui il minimo che possiamo fare oggi è veramente portare avanti le sue opere, e il prefetto ci apre la dimora prefettizia e nei suoi locali faremo questo bellissimo convegno concerto dove si alterneranno gli interventi di persone che hanno conosciuto Michele Lizzi, come Gaspare Agnello dal Politi di Agrigento, e come altri. Il maestro La Rosa del Conservatorio di Palermo verrà per appunto portare una sua trascrizione dei temi di Lizzi da Galatea. Io suonerò delle opere per pianoforte, delle opere trascritte, elaborate su temi dell'alunno Giuseppe Di Salvo. Suonerò l'andante dalla suonata e suoneremo col violoncellista Mauro Cottone sia brani di Pizzetti, che è stato il maestro di Lizzi, brani di Boulez, ma soprattutto un adattamento per pianoforte, violoncello e voce recitante della sagra del Signore della Nave. Vi aspetto tutti giovedì pomeriggio, i posti sono limitati, ma se siete puntuali vi aspetto appunto alle 17 dal prefetto di Agrigento, giovedì 9 maggio.